Il Veneto fa il pieno di turismo, almeno stando ai dati della Regione Veneto usciti negli scorsi giorni. Quasi 18 milioni di arrivi solo nel 2016. Si fa sempre più netta la presenza di turisti stranieri, con un aumento del 2,8% rispetto allo scorso anno, ma ancora più rilevante è l'incremento degli italiani che restano nella penisola per trascorrere le vacanze. Un cambio di tendenza che renderà la nostra regione sempre più turistica, ha aggiunto l'assessore regionale del turismo Federico Caner. In quest'ottica anche il progetto di marketing territoriale di Assim2B Verona, che si impegna a valorizzare il territorio facendo convogliare l'impegno delle imprese veronesi in un network che trasformi la città scaligera in una smart land. Tubi Verona è un progetto di marketing territoriale che vuole portare a sviluppare i nostri territori mettendo al massimo della loro espressione le potenzialità. L'abbiamo fatto insieme a 311, un'emanazione della Fondazione EduLife che vuole diventare il centro dell'innovazione a Verona. Tanti gli appuntamenti in agenda sul territorio per presentare il progetto che negli scorsi giorni è stato accolto anche nella Bassa Veronese. È in previsione l'11 maggio un nuovo salotto a Fab Lab in Verona e poi incontri nelle scuole e anche a Mozzecane, Villafranca. Vogliamo che non solo Verona ma anche tutto il territorio capisca l'importanza del progetto e le sinergie che si vogliono mettere in atto.